Arturo Isel è stata una figura molto importante per la speleologia italiana, in particolare per i suoi studi e le sue ricerche scientifiche. Nato a Genova nel 1842 e morto 80 anni dopo, sarà al centro di un incontro organizzato dal gruppo speleologico Ligure sabato alla Società Economica di Chiavari. Il gruppo ha fatto un libro sulla storia di Isel e su quella del sodalizio. Abbiamo pensato di presentare la figura di Issel a Chiavari perché nel Levante Ligure Issel ha fatto degli studi geologici e poi negli anni 70 a Chiavari c'era un gruppo speleologico che era legato alla figura di Issel, nel senso che era legato al gruppo speleologico Ligure che porta il suo nome. L'evento ha due parti, la prima si concentra su Issel, la seconda ripercorre la storia del gruppo speleologico chiavarese, con particolare attenzione agli anni 70, un periodo di intensa attività esplorativa e scientifica. Intervengono Marco Marchesini e Mauro Valerio Pastorino, speleologi e storici del gruppo speleologico Ligure. Saranno anche mostrate diverse foto delle attività in grotte del Levante Ligure. Immagini nuove e vecchie, tra cui una grotta bellissima del nostro entroterra, probabilmente una delle più belle della Liguria, esplorata non tantissimi anni fa da un amico speleologo di Sestri Levante, Stefano Nicolini. L'incontro è organizzato dal gruppo speleologico Ligure Arturo Issel in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Bandolo e il Club Alpino Italiano. Il gruppo speleologico esplora caverne non solo dal punto di vista, diciamo così, sportivo, ma anche dal punto di vista scientifico. E anche il gruppo di Chiavari degli anni 70 aveva questa caratteristica, nel senso che già negli anni 70 avevano fatto degli studi gli speleologi chiavaresi sul geotritone, che è un animale che vive nelle grotte.